Rifiuti abbandonati a Sant'Antonino nello stesso punto della discarica di un mese fa. Le sanzioni non sembrano al momento fermare gli ecovandali. Maxi truffa dei pannelli fotovoltaici, l'operazione è scattata a Perugia ed ha coinvolto molte province italiane, tra cui Treviso, 2 trevigiani arrestati. Nuovo raid di furti a Vittorio Veneto, in un'abitazione i ladri riescono ad aprire la cassaforte, il comune corre ai ripari con un nuovo piano di videosorveglianza e con i controlli di vicinato. La Lega Trevigiani in pressing su Stefano Marcone per la sua ricandidatura a sindaco di Castelfranco. Dopo l'apertura ai nostri microfoni, il commissario provinciale Boff parla di una buona notizia. Dopo Italia e Comuni, in arrivo nuove incombenze burocratiche e fiscali per il sindaco di Santa Lucia di Piave. La misura è colma, da Roma continuano a trattarci come schiavi, denuncia. Una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura Calabrese di Palmi è arrivata fino a Cortina d'Ampezzo. In manetti il cuoco di un hotel che avrebbe rivenduto la droga prodotta e confezionata in Calabria. Colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, prima uscita pubblica per il nuovo sovrintendente al paesaggio che punta sull'albergo diffuso. Buonasera, ben ritrovati da Treviso. L'avete dunque sentito, nonostante le multe nei confronti degli ecovandali pizzicati dalle fototrappole, a Treviso non si ferma l'abbandono di rifiuti lungo le strade della città. A Sant'Antonino una nuova discarica. Sentiamo. Ormai sta diventando quasi un'abitudine qui nella città ed è aumentata questa cosa anziché diminuire, perché lasciano anche nelle zone pubbliche, nei contenitori, addirittura mettono i gatti che investono. Un fenomeno sempre più in aumento, quello dell'abbandono selvaggio di rifiuti tra le strade di Treviso, lo dicono i cittadini, lo dicono i dati sulle multe elevate grazie alle fototrappole. L'ultima in ordine di tempo nei confronti di una settantenne pizzicata da una pattuglia in borghese mentre stava per gettare un sacchetto nel cestino. Qualche giorno fa una trentenne si è vista arrivare una sanzione da 1.200 euro per aver abbandonato 3 sacchetti lungo la Feltrina e poi altre 2 multe ad altrettanti cittadini intercettati sempre grazie alle fototrappole. Casugana auspica che queste sanzioni servano come disincentivo, ma intanto gli ecovandali non si fermano. Qui siamo nel quartiere di Sant'Antonino. Appena un mese fa era stata segnalata una discarica di rifiuti. Pochi giorni dopo gli agenti della polizia locale erano riusciti a risalire al responsabile e Contarina aveva provveduto a ripulire l'area. Ma ecco che di nuovo nella zona, a 2 passi dalle scuole medie Felicent, sono ricomparsi sacchi neri, imballaggi di plastica, scatoloni, persino degli stivali. Abbiamo anche segnalato stamattina direttamente dalla scuola sia i vigili urbani che la Contarina. E adesso si ricomincia ancora di nuovo, ma è dappertutto qua. Ci sono sacchetti anche di qua, c'è un sacchetto di là, è una zona un po' nascosta, quindi la sera probabilmente fanno man bassa. In effetti, spostandosi di qualche metro lungo la strada si nota una borsa abbandonata e poi nascosta tra le sterpaglie una pentola e addirittura una cassettiera. Mettere delle fototrappole, prenderli e una multa sonora. L'unico modo, perché altrimenti questa è tutta gente che lavora di notte. Sì, e che magari è di altre zone. Di altre zone, senz'altro. L'assessore Manera, che spiega come oltre ai residenti anche i cittadini di passaggio provenienti da altri comuni siano responsabili di questi abbandoni, invita a denunciare episodi simili e poi mette tutti in guardia. Non solo verso i nostri cittadini, ma anche verso i cittadini dei comuni contermini, sappiano che non faremo sconti a nessuno. E quando verranno presi verranno messi anche alla berlina, perché è giusto che la gente sappia chi ha questi comportamenti, e io continuo a dire vigliacchi. Maxi truffa dei pannelli fotovoltaici, l'operazione è scattata da Perugia e ha coinvolto in molte province italiane, tra cui proprio Treviso. 7 imprenditori sono stati arrestati, 2 sono trevigiani. Il blitz dei carabinieri del NOE di Perugia è scattato questa mattina alle 3, sono oltre 300 militari coinvolti nell'operazione che ha toccato numerose province d'Italia, smantellato un'organizzazione criminale dedita allo smaltimento illegale di pannelli fotovoltaici, disposto anche il sequestro di 12 società e relativi beni per un valore complessivo di circa 40 milioni. I reati contestati a vario titolo sono riciclaggio, autoriciclaggio e traffico internazionale illecito di rifiuti. 7 imprenditori sono stati arrestati, 5
5 sono finiti in carcere, 2 agli arresti domiciliari. A Treviso sono 2 le persone in manette. Si tratta di un imprenditore di Casale sul Sile, considerato un leader nell'organizzazione. Per tutta la giornata i carabinieri hanno effettuato le perquisizioni, sequestrato l'azienda, i capannoni e numeroso materiale. In manetta anche un'altra persona, si tratta di un marocchino che aveva il compito di trasportare il materiale. I carabinieri hanno sequestrato al nordafricano il 50% dell'abitazione dove vive, 93 inoltre le persone indagate. Secondo i carabinieri ritiravano partite di pannelli fotovoltaici dismessi in tutta Italia, ma anziché demolirli con il recupero dei materiali come prevede la normativa, li riciclavano commercializzandoli all'estero, soprattutto in Asia e in Africa. E continuiamo con la cronaca, nuovo raid di furti a Vittorio Veneto, dove sono entrati in azione ladri esperti che sono riusciti anche a forzare una cassaforte. Il comune di Vittorio corre ai ripari con un nuovo piano di videosorveglianza e con i controlli di vicinato. Io ho visto i carabinieri verso le 8:15. Stavolta sì, sono proprio passati vicini, speriamo bene, dai, che possano prenderli almeno quello. L'andirivieni dei carabinieri non è passato inosservato in un mercoledì sera come tanti, una zona residenziale, case attaccate una all'altra, cartelli che avvertono sulla presenza capillare di telecamere, ma tutto ciò non è bastato. Prima i malviventi sono entrati dalla finestra della camera da letto di un appartamento al piano terra di questa palazzina di via Oberdan, fuggendo con 300 euro in contanti, poi poco distante in una villetta della collaterale via Scossore hanno divelto la finestra della sala da pranzo. Una volta all'interno, utilizzando un levachiodio e un flessibile, hanno forzato la cassaforte, rubando il denaro e i gioielli in oro. Sul posto gli uomini dell'Arma di Vittorio Veneto, che ora stanno indagando a 360 gradi. Intanto il comune corre ai ripari in 2 mosse, la prima rivedendo l'intero sistema di videosorveglianza, la seconda breve, quando saranno riconosciute le prime squadre per il controllo di vicinato. Il comune, raccolte le adesioni, si sta occupando dei dettagli tecnici. Si tratta che ogni gruppo deve avere un cosiddetto referente, questo referente va riconosciuto tale dalla prefettura, dalle forze dell'ordine e deve essere formato. Intanto i cittadini, soprattutto i più accorti, si stanno attrezzando. Sul mio appartamento ho una porta blindata e anche un allarme, e poi ho anche la polizza, ovviamente la polizza furto. Cosa che qui secondo me scarseggia dai proprietari perché si ritengono forse immuni. Anche il nostro amico a Revine, per dire una villetta, 1 anno e mezzo che ha messo l'allarme, lui non l'ha mai avuto perché si fidavano, non succedeva niente. Adesso è un disastro nelle villette, specialmente nei condomini anche, ma nelle villette isolate è un macello. Non solo Vittorio Veneto, ladri in azione anche in altri comuni della Marca, e dopo una pausa torna l'incubo furti in casa. Dopo una tregua concomitante con le festività natalizie torna nella Marca l'incubo furti. È sufficiente dare un'occhiata ai social per vedere come siano quasi quotidiane le segnalazioni di colpi tentati o andati a segno. Nelle ultime ore i banditi sono entrati in azione a Biancada, in un appartamento al 2° piano di una palazzina. Si sono arrampicati mentre i proprietari erano in casa senza riuscire a portare a termine il loro piano. Qualche giorno fa sulla pagina Facebook Furti in corso venivano denunciati casi a Preganziola, a Quinto, solo per fare qualche esempio. La gente è completamente esasperata e completamente sta perdendo anche un po' di speranze varie, perché vede che comunque i ladri si stanno facendo sempre più sfacciati, allarmi, non allarmi. E Cristian Demma chiama in causa le istituzioni. Vedo che manchi veramente una presa di posizione dalle varie istituzioni. Bisogna ormai ufficializzare che, ahimè, siamo in preda ai furti e quindi implementare sempre di più il discorso delle telecamere di sorveglianza nei comuni. Intanto anche nel 2020 continua l'impegno dell'associazione Furti in corso con incontri pubblici, ma spiega Demma, serve l'intervento dei comuni. Devono implementare i controlli dei vigili urbani e trovando una soluzione, anche facendo dei bandi come qualcuno sta fatto, dando una mano alle persone che non tutti hanno la possibilità di acquistare un allarme o una vigilanza. Continuiamo con la politica. La Lega Trevigiana è in pressing su Stefano Marcon per la sua ricandidatura a sindaco di Castelfranco. Dopo l'apertura ai nostri microfoni, il commissario provinciale Boff parla di una buona notizia. Dalle parole di Stefano sembra così, poi ci siamo sentiti anche ieri sera, lui adesso ha ancora delle riflessioni da fare ed è giusto che le faccia. Ovviamente fare il sindaco per 5 anni e collegato anche
il fatto di fare il Presidente della Provincia è sicuramente un impegno che porta via molto tempo, per cui il suo ritorno in campo per noi è sicuramente una buona notizia. E la ridiscesa in campo di Stefano Marcon, seppure con riserva, non può che essere una buona notizia per la Lega Trevigiana. Non solo parliamo del sindaco del principale comune della provincia chiamato al voto in primavera, ma di una pedina fondamentale anche per il Sant'Artemio. Dopo l'annunciato addio alla scena politica di qualche mese fa, le parole di apertura del sindaco presidente ai nostri microfoni hanno risollevato l'umore dei leghisti di Marca. Se riuscissi a risolvere qualche problema di tipo personale sul quale sto lavorando, se ne potrebbe parlare. Del resto era stato lo stesso Boff durante la trasmissione 20:10 di martedì sera ad augurarsi un ripensamento dell'ultima ora, ma il nodo Marcon non è l'unico. Il Carroccio trevigiano nelle prossime settimane sarà chiamato anche a nominare i suoi candidati in regione. Poco emerge se non la necessità di accontentare new entry e vecchie glorie. Ci sarà logicamente la preparazione delle liste con un coinvolgimento del territorio, sicuramente ci sarà da fare il conto anche con gli uscenti che parteciperanno alla tornata. Ed ora torniamo ad occuparci delle colline UNESCO del Prosecco dopo la firma di ieri all'atto costitutivo del nuovo ente di gestione, prima uscita pubblica per il nuovo sovrintendente al paesaggio che punta sull'albergo diffuso. Sentiamolo. Il riconoscimento porta a un alert che deve essere riconosciuto, quindi anche le normative di settore poi dovranno necessariamente tenerne conto. Il premio UNESCO porta anche un principio di responsabilità che non va mai dimenticato. Il sigillo UNESCO alle colline del Prosecco non si traduce in vincoli immediati, ma l'attenzione nei confronti del paesaggio dovrà essere ugualmente massima. Questo è il messaggio del nuovo sovrintendente alle belle arti e al paesaggio Fabrizio Magani, convinto che la strada dell'ospitalità diffusa sia quella maestra, come auspicato dallo stesso governatore Zaia. Quello che tecnicamente chiamiamo anche albergo diffuso, non c'è da vergognarsi, credo che sia un'opportunità, si tratta di essere molto attenti. Non credo che il turismo di massa possa essere il valore e la qualità più significativa di questo territorio. Forse il grande albergo non sarebbe nemmeno riconosciuto dal turista che si aspetta varietà, si aspetta qualità da questo territorio. E sulla linea della sovrintendenza, e non è affatto scontato, ci sono anche le categorie economiche. Per la Camera di Commercio occorrerà intervenire sull'esistente, migliorandolo. Il territorio non deve cambiare, si va a recuperare i siti per l'alloggio dei turisti senza stravolgere assolutamente il territorio. Questa è la strada e quello che noi faremo anche come Camera di Commercio nel sostenere quelle attività ovviamente che devono rispettare questi obblighi, altrimenti si rischia poi di perdere il tutto. Ed ora parliamo del trasferimento della Camera di Commercio dall'attuale sede di Piazza Borsa in centro a Treviso all'area Piani, perché oggi sia l'ente camerale che la Fondazione Cassamarca hanno diramato una nota dicendo che l'operazione è addirittura d'arrivo. Il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, spiega come manchi solo qualche passaggio burocratico collegato alla partita per la riqualificazione dello stabile di Piazza Borsa che rimarrebbe vuoto. Su questo punto è lo stesso Pozza che dice di essere pronto a svelare quanto prima la nuova veste. Fondi per le opere pubbliche ridotti all'osso, quelli che il governo ha destinato ai comuni trevigiani. Il sindacato si appella ai sindaci a razionalizzare le risorse. Sono briciole, però bisogna prendere anche queste e poi vedere se nel proseguo del confronto con il governo arrivano ulteriori risorse che i comuni possono dedicare a tutta la gestione del patrimonio pubblico. Contributi ai comuni per le opere pubbliche mirate a migliorare la vivibilità nei territori, risorse insufficienti per lo CGIL di Treviso rispetto agli effettivi bisogni della popolazione, 6.900.000 euro quelli assegnati dal Ministero dell'Interno ai 94 municipi trevigiani, dai 50.000 euro per i centri con meno di 5.000 abitanti ai 170.000 del capoluogo. Fondi scarsi che vanno per forza ottimizzati per il sindacato dei pensionati e per farlo è necessario un confronto con i primi cittadini in sede di contrattazione sociale. Ci interessa ragionare di come utilizzare al meglio queste risorse anche in ambito sovracomunale e in aggiunta a questo, visto che riteniamo questi soldi delle briciole rispetto a quanto dovuto, è importante fare fronte comune con i comuni per
implementare l'organico, perché molti comuni hanno bisogno di personale e hanno la possibilità di assumerlo perché hanno avanzi che possono coprire queste maggiori spese che chiaramente si traducono in migliori servizi, e poi anche per far sì che lo Stato storni quei soldi dovuti dal Fondo di solidarietà, dove c'è un contenzioso aperto, e quindi anche come sindacato vogliamo far pesare la nostra voce. Resta il fatto che i comuni per il sindacato devono entrare sempre di più in un'ottica sovracomunale, incentivare le fusioni e le aggregazioni di funzioni. Solo così si possono razionalizzare risorse sempre più ridotte, utilizzandole per opere, conclude Barbiero, che rispondano a una visione più ampia del singolo campanile. Nuove incombenze burocratiche e fiscali ai comuni. Per il sindaco di Santa Lucia di Piave la misura è colma. Da Roma continuano a trattarci come schiavi, la sua denuncia. Dallo Stato, dal governo, dal Parlamento, da tutti quanti questi osti, ci trattano come schiavi. E questa è una cosa inaccettabile, anche perché non è scritto nella Costituzione che siamo schiavi. Sventola la bandiera italiana sul pennone del municipio, ma muoverla in queste ore è il vento della polemica. Dopo i tagli ai trasferimenti statali ai comuni, compresa Santa Lucia di Piave, e i problemi a garantire il turnover, ecco una nuova incombenza burocratica per i municipi con gli impiegati comunali che per conto dello Stato dovranno sostituirsi all'Agenzia delle Entrate. Chi lavora per un comune, un appalto per il comune, prima di affidare l'appalto dovevamo andare a fare noi il controllo fiscale. I nostri dipendenti che tra virgolette non hanno la preparazione, ma soprattutto non hanno il tempo, perché siamo uno dei comuni sottodotati. A Santa Lucia i dipendenti sono rimasti 28 a fronte dei 48 che dovrebbero essere secondo le tabelle nazionali per un comune di quasi 10.000 residenti. Non c'è da sorprendersi quindi che lo stesso sindaco proprio in queste ore abbia fatto di necessità virtù e segnalato una carrozzeria abusiva a pochi passi dal centro, gestita da un 38enne di origini straniere. Il sindaco sceriffo? No, certo che cerchiamo di vedere e fare, purtroppo non tutto riusciamo a fare. Però il territorio cerchiamo, con la collaborazione dei cittadini, di tutelarlo il più possibile. Di fronte a uno Stato che sembra latitante, Chomsky torna a lanciare l'appello ai sindaci del Veneto. Ed è ora di finirla veramente, io non ne posso più. Invito sempre di più alla disobbedienza i miei colleghi sindaci. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Treviso. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Domani sera seconda puntata della nostra storia che incrocerà 3 argomenti di attualità: i 20 anni dalla morte di Bettino Craxi, la via Verona intitolata a Giorgio Almirante e la rivoluzione televisiva del 2021. Sarà incentrata su 3 temi la seconda puntata della nostra storia, in onda venerdì sera dalle 21:15 su Antena 3. Con le immagini di un comizio in Piazza dei Signori del 1983 riparleremo della commemorazione ad Hammamet di Bettino Craxi a 20 anni dalla morte. Un evento che ha riacceso le inevitabili polemiche sulla politica e il finanziamento ai partiti, per un appuntamento che ha visto anche molti volti storici del socialismo trevigiano e veneto presenti in Tunisia. E la polemica su Giorgio Almirante e la via a lui dedicata a Verona sarà il secondo argomento della puntata, con questo tratto di intervista registrata all'allora Teatro Garibaldi nel 1980. Titoli del telegiornale di 33 anni fa, in quelle che erano ancora le TV libere e non ancora vere e proprie imprese di informazione locale. E proprio il futuro della televisione sarà il terzo argomento della serata in vista dell'ennesimo cambiamento epocale del comparto a metà del prossimo anno, con l'introduzione del nuovo sistema di trasmissione che imporrà a molti l'ennesima sostituzione del televisore. Tutto questo e molto altro dalle 21:15 nella serata del venerdì di Antena 3, dedicata alla nostra storia. Sport e solidarietà, uno slogan che abbraccia lo Juventus Club Negrise. L'altro giorno grande festa per gli 11 anni della sua fondazione, oltre 300 persone hanno voluto essere presenti per festeggiare questo importante traguardo. Non potevano mancare anche 3 ex giocatori della Juventus che hanno scritto la storia del calcio mondiale, ossia Gianluca Zambrotta, Nicola Moruso e Totò Schillaci. Una serata all'insegna, come detto, della solidarietà. Infatti il ricavato della festa, circa 2.000 euro, è stato devoluto all'AIL e al reparto di ematologia di Treviso. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
In primo piano la cronaca, una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura calabrese di Palmi è arrivata fino a Cortina d'Ampezzo. In manette il cuoco di un hotel che avrebbe rivenduto la droga prodotta e confezionata in Calabria. Fiumi di cannabis dai campi della piana di Gioia Tauro a Cortina d'Ampezzo grazie al doppio lavoro di Francesco Graziano, 41 anni di Taurianova, cuoco in un hotel della Conca, che secondo l'attività investigativa dei carabinieri del comando di Reggio Calabria aveva avviato un'intensa attività di rivendita al dettaglio della droga prodotta e importata dalla provincia reggina. Prove a quanto pare schiaccianti nei confronti dell'uomo arrestato nelle prime ore di oggi dai carabinieri di Reggio Calabria. Il blitz coordinato dalla Procura di Palmi è scattato in contemporanea nelle province calabre del Nord Italia, 15 complessivamente le persone finite in carcere, quasi tutte legate da parentela, accusate a vario titolo di coltivazione, detenzione, vendita, acquisto e cessione di droga, ma anche detenzione di armi da guerra e da sparo e ricettazione. L'indagine dei carabinieri ha accertato che il sodalizio utilizzava pezzamenti di terra nelle aree rurali tra i comuni di Gioia Tauro e Taurianova per la coltivazione, lavorazione e successivo spaccio di ingenti quantità di marijuana. È un'importante operazione che ha visto impiegati 150 carabinieri in questa provincia e in altre province del territorio nazionale e si inquadra in una più ampia strategia di contrasto alla produzione di marijuana nella piana di Gioia Tauro e al conseguente illecito profitto da parte della criminalità locale di ingenti somme di denaro. I carabinieri hanno sequestrato più di 300 kg di cannabis già pronta per lo spaccio, 30.000 piante coltivate in 3 vaste piantagioni. In tutto si stimano più di 13 milioni di dosi per un giro d'affari di oltre 100 milioni di euro. Un uomo di 85 anni di Belluno è morto e altre 2 sono rimaste ferite in un incidente accaduto questo pomeriggio poco dopo le 15:30 fra Piovena di Santa Giustina e Busche di Cesio Maggiore lungo la statale 50 del Grappa e Passorolle. 3 veicoli coinvolti. Sul posto è arrivato l'elicottero del SUEM e 2 ambulanze dell'ospedale di Feltre. La statale è rimasta chiusa temporaneamente al traffico deviato sulla viabilità secondaria per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi. Sul posto anche il personale dell'ANAS per la gestione della viabilità e una pattuglia della Polizia Stradale di Belluno che ha eseguito i rilievi dell'incidente. Campionato nazionale di sci della Protezione Civile nella splendida cornice delle Dolomiti di Auronzo e Comelico, oggi il via alle gare. Lo scenario al cospetto delle Dolomiti patrimonio dell'umanità non è replicabile altrove. Comelico e Auronzo ospitano per la prima volta il campionato nazionale di sci della Protezione Civile, un grande evento che quest'anno si svolge per la prima volta in Veneto. Una settimana densa di appuntamenti. Il binomio sport e natura offre ai partecipanti la possibilità di praticare discipline sportive e allo stesso tempo di ammirare le bellezze naturali della provincia di Belluno, pur segnata ancora dalle cicatrici della tempesta Vaia. Un'occasione per la Protezione Civile di tutta l'Italia di confrontarsi anche su temi operativi. È un'occasione di stare insieme in un momento di pace e non come accade purtroppo frequentemente negli scenari emergenziali che capitano purtroppo molto frequentemente in questo paese. Stamattina il via alle gare di slalom gigante, snowboard e sci alpinismo. Domani toccherà al fondo nello stadio allestito a Comelico Superiore. Il calendario che si è aperto lunedì e che presenta eventi fino a domenica prossima propone escursioni sulla neve, attività didattiche e culturali. Ieri l'apertura ufficiale dei campionati con la sfilata delle autorità e delle delegazioni a Padola di Comelico Superiore e a seguire l'incontro nella Sala della Regola con l'assessore regionale Bottacin che ha presentato il suo libro I giorni di Vaia. Valore aggiunto dell'evento è proprio quello di riunire i volontari della Protezione Civile di tutta Italia. Solidarietà, professionalità e altruismo, gli ingredienti che conferiscono alla manifestazione sportiva un alto valore umano. L'apertura di un recapito della soprintendenza in provincia è stata accolta con piacere dal presidente Roberto Padrin, è una novità rispetto al passato che servirà moltissimo a chiarire alcuni passaggi sui vincoli del Comelico, dice il presidente, che però aggiunge come l'amministrazione provinciale in ogni caso resta a fianco dei comuni comelicesi di Auronzo a servizio del territorio e delle comunità locali. L'iter del ricorso infatti è stato avviato lo scorso 14 gennaio perché, spiega Padrin, ce l'ha chiesto il territorio e però
Contro l'iniziativa della soprintendenza prende posizione il movimento bellunese Vivaio Dolomiti, che attacca restino a casa loro. Non abbiamo bisogno di finte aperture e con la conferma del vincolo non c'è nulla da discutere. L'ortopedia dell'ospedale di Cortina si trasferisce all'ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore durante la ristrutturazione del padiglione Codivilla. Sarà garantita così la continuità dell'attività ortopedica molto rilevante per una zona ad elevato flusso turistico. L'ULSS Dolomiti ha concesso dietro compenso alla società che ha vinto l'appalto per la gestione dell'ospedale di Cortina alcuni locali dell'ospedale di Pieve per assicurare la continuità dell'attività in ambito ortopedico. La concessione degli spazi avrà durata fino al 31 dicembre 2021. Il GVM corrisponderà all'ULSS Dolomiti un canone di 68.000 euro annui. Vi ricordo questa sera 20:10, ospite in studio nella trasmissione condotta dal direttore Luigi Bacialli, Mario Bertolissi, costituzionalista. E vi ricordo ancora l'8ª puntata in onda questa sera alle 21:15, in replica poi domenica 12 alle 17 e alle 21:15 il nuovo viaggio del programma Zanzega, la scoperta di una delle città più belle del mondo, Verona, Daniele Marcasso ed Ivo Gallo, nel cuore della città scaligera, accompagnati nella prima parte dall'assessore alla cultura Francesco Briani alla scoperta dei bastioni delle cinte murarie veneziane, prima e austriaca poi. La puntata terminerà con una finestra sul meraviglioso lago di Garda, prima a Bardolino e poi nello straordinario castello di Malcesine. Puntata dedicata alla memoria del grande artista ed intellettuale veronese Roberto Puliero. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Tempo sempre buono sul nostro territorio, ma una perturbazione si avvicina all'Italia e potrebbe dunque portare qualche pioggia nel weekend. La situazione intanto di venerdì 24 gennaio. Sul Veneto tempo stabile e anche ampiamente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non è esclusa qualche foschia o locale nebbia in pianura. In nottata arriverà invece qualche precipitazione, sia pure debole, sui settori meridionali della regione. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime tra 4 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole su tutti i settori e cielo poco nuvoloso, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime sopra lo 0 solo a Trieste, massime sui 10-11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà anche qui una splendida giornata soleggiata un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno allo 0, massime sugli 8-10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.